Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con in lotta Comciac e Sam e Delora Mo che va a condurre. Parte così così invece il favorito Artiglio Lor che però ben presto si presenta all'esterno, attacca, si avvantaggia, passa a condurre in meno di 200 metri. Dunque il favorito sfila su Elora Mo, Comciac e Sam, quindi Carlos Salter e via via gli altri con i penalizzati comunque già in gruppo. Del resto pochi i concorrenti. Artiglio in vantaggio dopo i primi 400 metri di gara completati in 32 netto. All'esterno cerca di farsi luce Brezzagrad. In seconda posizione rimane Elora Mo davanti a Comciac e Sam, mentre Brezzagrad si mantiene a centrogruppo. Tanto 48 per i primi 600 metri di gara, fin qui 3,16 praticamente, a scandire le frazioni di ogni 200 metri. 1,33, ha cambiato ora un po' il ritmo, 15,3 il parziale, per arrivare al mezzo miglio iniziale. Si arriva ormai al chilometro, Brezzagrad è sempre a lato di Elora Mo, si trascina Ermanno Jet, chilometro che viene percorso in 1,18,9 con un 15,6, ha quindi accelerato il ritmo in questa parte di gara il leader. Brezzagrad rimane sempre lì a contatto, tanto un parziale in 15,1 per iniziare ora l'ultimo giro con Artiglio Lor che conduce Brezzagrad all'esterno, Elora Mo e Comciac e Sam lungo la corda, Ermanno Jet per corsie esterne e ancora Carlos Salter e quindi Ellie Brodipa. 500 alla conclusione, non è cambiato nulla. Leader Artiglio Lor, Elora Mo in seconda posizione, alla corda in terza c'è Comciac, poi Brezzagrad che ci prova comunque. Carlos Salter ha spostato dalla corda, viene via in terza corsia ora Eastwood B, in quarta perché viene anticipato da Carlos Salter. Artiglio Lor sembra in difficoltà sotto l'attacco di Brezzagrad che sta avvantaggiandosi, ma a centropista le battute migliori sono quelle di Eastwood B che nel finale passa e vince nettamente. Eastwood B nei confronti di Elora Mo, mentre per il terzo forse Ellie Brodipa riesce ad aver ragione degli avversari, ma è un arrivo da rivedere. A sorpresa Eastwood B ritrova i suoi migliori motivi, era un pezzo che non correva tanto bene e oggi di spunto è venuto a battere nettamente gli avversari. Vedete Eastwood B con Vincenzo Mango che sul traguardo emerge netto su Elora Mo, mentre al terzo posto dovrebbe forse essere riuscito a farcela Ellie Brodipa su Brezzagrad che è calata nel finale, ma ci sarà foto per il terzo posto. A noi pare che Ellie Brodipa abbia stampato letteralmente Brezzagrad. Comunque la vittoria non sfugge a Eastwood B. Vincenzo Mango in sediolo per conto di Riccardo Pezzatini, che neanche il proprietario. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. Il prossimo appuntamento giovedì.